Is it correct? Yes, for Czech Republic, Yoga Kart, Peter Veselka. Ready to go. 12 laps for this final C, and we will discover the last 6 drivers at the end of the starting video, final B. Some girls on this final C, number 28, numero 28, Alizé Piana, scatta dall'ultima fila, abbiamo delle ragazze solo nella 60 e nella 100, from row number 8, number 16, Monica Podrashka, from Czech Republic, Yoga Kart. Pay attention, ready to go. Siamo a metà del giro di ricognizione, ricordiamo per la conformazione della pista di Branduzzo il semaforo luce. Ecco l'Alizé Piana deve recuperare il gruppo, è tutto sfilacciato il gruppo. Before the yellow line is the... Oh, c'è un ritiro! What a pity, and he stopped one guy, and we are trying to read the number 20 or 30. Il numero 20 o il 30, andiamo a vedere quale dei due è sullo schieramento, nessuno dei due magari, ma adesso andiamo il via, semaforo rosso, red light, via! Il primo via della giornata con il Guidi che quest'anno segue il gruppo, ma là davanti è Lalak, leading the race, another one spin for the number 8, that incredible number 8. Spin on the starting one. Lalak leading the race, second place. Ethan Hawking, third, number 26. Jenson Monchison. A very good start on this final C. And number 10, Mikau Prazak, the Czech guy, should be that one stopped before their start. Ready to follow this new lap, this first of 12 lap, il primo dei 12 giri. Lalak chiaramente cercherà di salutare la compagnia, un altro ritiro intanto, lo vediamo uno dei due ragazzini colpiti, c'è il bianco e lo so verde però il colore, e quindi due ritiri, uno prima della partenza e uno subito al primo giro. Noi dobbiamo seguire i primi 6, the first 6 position, Lalak leading the race, but Ethan Hawking is new leader of race. Go, Jenson Monchison leading the race. Second place, Ethan Hawking. Terzo, numero 21, Ivan Balguini. E poi Alan Lalak è quarto, quinto, 196, Cesare Vito Lombardo e sesto, Matthew Taylor. Siamo nel corso del secondo giro, second lap, the two kids stopped, number 30, Christian Carmuscia, il 30, Christian Carmuscia non ha preso via, quindi ci avevamo anche preso il numero 20 o 30, e poi il numero 10, Mikal Prazak from Czech Republic, e il 52 Andrea Procino. Molto quindi, ma vince Jenson Monchison, Joachim Galasch, pay attention to Joachim Galasch, e poi Leonardo Papalia, the two Britain is going away, okay, we pay our salute, we will see at the end of the race maybe. E intanto un altro contatto alla curva 1, un altro contatto alla curva 1, sono coinvolti tre kart sono coinvolti alla prima curva, vedremo di cosa e chi sono. Il numero 15, tra gli altri piloti riconosciamo il numero 15, number 15, Leonardo Papalia. Noi stiamo seguendo intanto bandiere gialle esposte anche nella curva sotto il terrapieno. Bandiere gialle esposte anche nella curva sotto il terrapieno. Chiudiamo il terzo giro. I due britannici, the two Britain are leading the race. Jenson Monchison e Ethan Hawking.
Leader in second, terzo numero 38, Francesco Palmisano, quarto, place number 4, the Czechs, Jakub Galaš. Jakub Galaš is in place number 4, quinto, 146, Cesare Vito Lombardo, sesto, place number 6, the Austrian, Kane Ungurianovic, place number 7, the Greek, Thanos Xintavalonis. Thanos Xintavalonis is in place number 7. Andres Alejandro Carreño in place number 8, the Venezuelan. Peter Vecerka in place number 9. Then the Cyprus Ahmet Kofali. Alizé Piana è 13esima ed è la migliore delle ragazze in pista. Valentina Sarmiento is in place number 23, the Venezuelan. And the Russia, the Czechs number 16. All is out from the first screen. Lap number 5. Hawking and Murchison exchange the position. Ethan Hawking now is leader of the race. Jenson Murchison second place. Francesco Palmisano sempre terzo. Jakub Galaš fourth. And Kane Ungurianovic in place number 5. Cesare Vito Lombardo sesto, testa coda. Intanto vediamo per il numero 36 che era già in fondo, e stiamo parlando di Alberto Luis Lobo, il venezuelano. 13 che partiva nella seconda parte dello schieramento, ma noi seguiamo la qualifica per le prime 6 posizioni. Jenson Murchison leading the race, second place Ethan Hawking, the Jupiter Palmisano va all'attacco, Palmisano va all'attacco dalla centro Piaggio, stanno per doppiare il numero 7 Luigi Beneventi deve dare strada. Palmisano va giù degli inglesi, number 38 Palmisano to Britain. And now he's ready to attack and overtake the two Britain kids. Vedete, we are coming from the lake, stiamo tornando dalla curva 8, un tornante che si affaccia proprio sul lago della pista 7 laghi di Branduzzo. Palmisano aveva un distacco di 144 millesimi dal primo, ora è nettamente più vicino, ma solo sì. Palmisano secondo, second place for Palmisano, leader Ethan Hawking, Palmisano inside, Hawking outside, then Jenson Murchison third, Palmisano va a scavalcare Ethan Hawking, and now is the new leader of the race. Palmisano è il nuovo leader della gara, i due inglesi non sono, quarto Jakub Galaš, the Czech kid, poi il numero 79 Kane Ungurianovic, del sesto il greco Thanos Xintavalonis, the Greek is in place number 6, he overtakes Cesare Vito Lombardo, che ora è settimo, numero 146. Andres Alejandro Carreño, number 19, is in place number 8. Lalak, il polacco Lalak con numero 135, partito dalla pole, ha avuto un salto di catena, jump the chain, but Lalak now is joined. What a pity, lap number 9, Palmisano leading the race, Ethan Hawking second place, Jenson Murchison third. Ci scusiamo con David Peroni, che in realtà non si è qualificato molto bene per la finale B. Quindi Jakub Galaš, the Czech, place number 4, the Austrian Kane Ungurianovic in place number 5, Thanos Xintavalonis in place number 6, Ivan Baiguini è già settimo, il numero 21 Ivan Baiguini sta rimontando, ma a 4 secondi, ha un'eternità, 4 secondi dal greco Xintavalonis, però a solo il giro veloce ce la può fare, il giro veloce è il suo. Intanto guardiamo le ragazzine, Valentina Sarmiento è riuscita a scavalcare Alizé Piana, e la venezuelana è la più veloce in pista, anche perché la numero 16 non è riuscita a schierarsi, peccato, o comunque è stata coinvolta nel suo per via. Siamo al posto del decimo giro, Palmisano comando, 316 km su
Ethan Hawke, 316,000. The gap by Ethan Hawke on the number 38, Francesco Palmisano. Leading the race. Third, Jenson Murchison, number 26. The gap 1 second and 801,000. And Jakim Galash, the Czech, is in place. Number 4, Ken Mack from the turn of the lake. Palmisano è leader. E da dietro guardate l'attacco, il duello per la quarta, quinta e sesta posizione. Jakim Galash, Kane Ungurjanovic, Thanos Xintavlodins. This is the battle for the place number 4, 5 and 6, but just behind them, number 21 Baiguini. Baiguini li sta raggiungendo, 10° giro, ancora 2 giri, guardate la lotta, ma occhio perché Baiguini dalla KR Top Motori ha imbraccato il passo veloce e li sta raggiungendo. Seguiamo, se non ho pensato, c'è il sorpasso l'austriaco. Now il greco, Thanos Xintavlodins, the Greek, place number 4, place number 5, some difficult for the Austrian Kane Ungurjanovic. Ivan Baiguini sta davvero cercando una disperata qualificazione dopo che è partito comunque dalla seconda fila, coinvolto nei contanti al via, ora sta recuperando alla grande. Speriamo che ce la possa fare. Ecco lì che tornano dal tornante dalla curva del lago, il stattatissimo purtroppo Alan Lalak, the Polish guy. Alan Lalak is in place number 23, 2 laps behind the leader. Palmisano, inizia l'ultimo giro per Palmisano, e Baiguini ormai li vede, Ivan Baiguini li vede, l'austriaco che fa il giro veloce la gara per Baiguini, 58 598, l'ha raggiunto, Baiguini ha raggiunto Ungurjanovic, the Austrian, e lo supera. Baiguini si qualifica per la finale in questo momento, ha scavalcato l'austriaco Kane Ungurjanovic, e ora va all'attacco anche di Jakim Galash. Una qualifica in bilico, very exciting battle for the place number 5 and place number 6. Ready to follow. Palmisano is the leader. Second place, Ethan Hawke. Third, Jenson Murchison. We are looking them. They are arriving in the last 2 turns. Palmisano è la penultima curva. La sinistra 12, poi c'è la destra 13, la bandiera a scacchi. Palmisano vince. Second place, Ethan Hawke. Third, Jenson Murchison, and 4, Thanos Xintavlodins, quinto Ivan Baiguini che si qualifica, sesto Kane Ungurjanovic.